Buondì. Oggi mi hanno chiamato degli amici camperisti, hanno camper anche loro, quindi vado con loro in un posto che non posso puntinare perché hanno detto è un loro posto segreto e quindi se glielo puntino loro mi puntinano il culo, no? Vabbè dai, saluti. E invece qua ti guardano sempre, tu le saluti e continui a guardarti così. Che cazzo guarda che altra parte? Scusa, porca troia, oh, non le capirò mai ste vecchie moderne. Ciao cane! Bene, il mio cane l'ho preso perché ho detto che non lo dimentico. Freno a mano l'ho tolto, la presa al 220 l'ho tolta, quello è importante, così non mi tiro dietro la casa vecchia. E siamo pronti. Adesso ti devo far vedere una roba, aspetta che faccio la rotonda. Saluti! Ehi tu, sti vezzi. Non salutano, sono dei vecchi asociali, ti guardano e basta. Vabbè, sicuramente Schopenhauer ha fatto un trattato in merito a sti vecchi che non salutano, ma guardano. Comunque ecco qua, aspetta, fermo là che adesso stacco la GoPro e ti faccio vedere una cosa. Hanno passate due belle cicce, ti sei perso anche le belle cicce, eccola qua, guarda. Ho risolto il problema del contachilometri, adesso il motore è freddo, quindi ok, so che sto andando di 33 all'ora a 34 all'ora, buono. Ci mettiamo in quinta così vediamo anche di quant'è la mia velocità di crociera. Quindi se tutti mi sorpassano c'è il perché. Anche il motore è freddo, è ancora presto per vedere la mia velocità di crociera. Dimmi Amy, cosa tata? Raccontami, dimmi tutto, vuoi venire qui? Mi, dai, vieni qui, bel cane, vieni qui, non vieni qui, dai, vieni qui. 50 all'ora, 46-48, sì, la mia velocità di crociera è sui 50-60 all'ora, sento proprio i giri del motore tranquilli e io vado via così. Ara i singani, i singani. Terza, quarta, seconda, no, devo girare di qua e anche seconda, la. Senti che cavalli, mamma mia, senti Amy, senti che roba, senti che motore, senti, mamma mia, potenza estrema. Guarda Amy dove siamo, ci mettiamo qua con i zingani. Dove chi si mette, lei si mette, io mi metto e a femmina il farò senza sgomatar massa. Guarda che potenza in ti sassi, guarda che roba, perfino il sgomamento mi fa sto camper, vai, potenza, no, troppo off-road, Paris Dakar 4x4 qua, altro che, hai visto Hamilton Paron qua dove ti porta? Ma c'eravamo già stati qua mi pare, ti ricordi? Con la Waka. Sì, che hanno tolto tutta l'acqua, vedi? Non possiamo neanche smerdare. No, non si può. Come c'è, vuoi andare dietro adesso? Aspetta, siamo arrivati. Adesso parcheggiamo la casa, tiriamo fuori la cucina, il tavolo e le sedie. Ci ciuliamo il caffè qua nel deserto del Sahara. Cazzo, è iniziato a venire brutto, c'era un sole prima, porca troia, peccato, estendo il bucato. Sì dai, qua va bene, perfetto, dai, qua in mezzo ai coglioni, dai, fioi, perché c'è qua? Poi si fermerà in mezzo ai coglioni qua, che viene anche una bella foto. Oh, però è che viene una bella foto. Perfetto. Però Amy io non lo so. Dai, occhio Amy, occhio. Cazzo di off-road.